Il ciclismo polesano ha premiato i suoi campioni presso la sede del comitato della federazione provinciale. Erano presenti il presidente regionale Bruno Capuzzo, il consigliere Vittorino Gasparetto, la presidente della provincia Tiziana Virgili, l'assessore allo sport del comune di Rovigo Giovanni Cattozzi, il presidente provinciale del CONI Bruno Piva. A fare gli onori di casa il presidente della federazione provinciale Graziano Barbierato. Tantissimi partecipanti e rappresentanze delle società ciclistiche. Il 2009 è stato un anno difficile per il ciclismo polesano, ha detto Barbierato. Si sono perse per strada ben 5 gare a causa della crisi economica, ma quello che rimane è il grande spirito di sacrificio e la grande passione che contraddistingue lo sport polesano. Si guarda al 2010 come ad un anno importante per il ciclismo in Polesine. L'assessore Cattozzi ha annunciato infatti l'intenzione di organizzare, oltre al passaggio del Giro d'Italia, una tappa della prestigiosa gara professionistica Coppie Bartali. E la Presidente della provincia Virgili invece ha annunciato la conferma anche per il 2010 di quella che ormai è una tradizione dello sport polesano, vale a dire una tappa del Giro Donne. Durante la festa sono stati consegnati riconoscimenti e premi a tutte le società. Premi speciali sono andati a Domenico Evola, che ha terminato la sua attività di giudice di gara, Federica Guarniero, terza classificata ai campionati mondiali per giudici di gara, ad Amedeo Stoppa, storico presidente della società HT Canale, che per anni ha organizzato il Giro del Medio Polesine. Ho dato al ciclismo tutto quello che potevo dare, ha detto Stoppa, ma ogni cosa ha una fine, resterò comunque a disposizione della federazione. Un premio speciale è stato consegnato pure a Roberto Dolcetto, presidente dell'associazione Angelo Gomme, che quest'anno ha festeggiato il trentennale.